L'annessione del Veneto cancellata inavvertitamente dal ministro Calderoli. Nel tritacarne del decreto ammazzanorma è finita anche la legge grazie alla quale le province venete entravano nel 1866 a far parte del Regno d'Italia in seguito al famoso plebiscito. Era un regio decreto col quale veniva recepito il risultato del plebiscito. Per Beggiato, autore di un approfondito studio sui fatti del 66, l'abrogazione di Calderoli costituisce un atto di giustizia, seppur casuale e tardivo. Quel plebiscito era una truffa, sostiene, ma anche il solo fondamento giuridico del nostro essere italiani. All'epoca, infatti, l'Italia riconosceva al popolo veneto il diritto all'autodeterminazione. In questo momento potremmo considerarci come un popolo che deve scegliere in prima persona il proprio futuro, perché in pratica sarebbe necessario rifare il plebiscito su basi però legali. Ma gli autori del pasticcio, i tecnici del Ministero della Semplificazione, hanno un'altra interpretazione, condivisa anche dal governatore Luca Zaia, che tuttavia ammette di non essere un esperto. Anche se fosse, c'è comunque la Costituzione oggi a normare il tutto, per cui dal 48 con l'avvento della Repubblica si risolve anche questo. Però non ne so nulla, ecco, vorrei che fosse chiaro. Se a domanda rispondo, io dico non ne so nulla. Perplessità giuridiche invece dall'ex procuratore capo di Venezia Ennio Fortuna, oggi consigliere comunale con l'UDC, non propriamente un serenissimo. Nella Costituzione nota non sono scritti i confini del Veneto, mi aspetto che succeda di tutto. A dargli immediatamente ragione, i lavori del Consiglio regionale si sono aperti oggi con la singolare richiesta del consigliere Mariangelo Foggiato procedere a una verifica giuridica che stabilisca se il Veneto è ancora parte dello Stato italiano. La risposta del presidente dell'Aula, Clodovaldo Ruffato, chiederemo agli uffici e le faremo sapere.